Sono 393 giorni che Alberto Trentini è chiuso in un carcere di Caracas e noi siamo qui con la Fondazione Pellicani, Articolo 21 e amici, parenti e chiunque per dire non dimentichiamo Alberto. Centinaia di persone hanno partecipato al Centro Culturale Candiani di Mestre alla nuova mobilitazione per chiedere la liberazione di Alberto Trentini, una partecipazione commovente, come ha sottolineato anche l'attrice Ottavia Piccolo, dando la sua voce alla lettera che mamma Armanda Corusso, madre di Trentini, ha trasmesso all'evento per ringraziare gli organizzatori e rilanciare la mobilitazione. Ad Alberto è stata legata la vita e io continuo, e non mi fermerò, a sollecitare un intervento incisivo per la sua liberazione. Tenere alta l'attenzione è prioritario anche perché già in 2 occasioni, come ha confermato l'avvocata della famiglia Alessandra Ballerini, si è sfiorata la liberazione di Alberto e dopo la scarcerazione di un detenuto francese vicino alla cella di Trentini, più forte ci si deve chiedere perché non Alberto? Bisogna spezzare questo clima pericoloso di silenzio attorno ad Alberto Trentini, secondo me considerato un sequestrato di serie B. Forse ha il reato di solidarietà il suo, perché nella vita lui ha fatto solo solidarietà. Raccogliamo l'appello dei familiari, dobbiamo mobilitarci tutti assieme, soprattutto Venezia, la città di cui è natale Alberto Trentini.